violare il rispetto del patto che è stato violato unilateralmente. A noi non interessa l'applicazione di uno o dell'altro articolo, abbiamo aspettato 65 anni, abbiamo dimostrato tanta buona volontà, abbiamo dimostrato la disponibilità al dialogo. Oggi ogni articolo applicato o no rappresenta una violazione di statuto, perché non è stato applicato mai integralmente lo statuto, violando ogni patto. Quindi ognuno si mette la mano sulla coscienza e veda quali sono le proprie responsabilità. Vorrei anche ricordare che dopo questa tragedia è assolutamente, perché i nostri martiri diventarono subito degli ideali per la gioventù siciliana. Si pensava che decapitando Levis si fosse decapitata l'idea dell'indipendenza siciliana, invece non fu così, perché tutti i giovani avessero pensato che nel campo di San Batello c'erano da 50 a 60 militanti a tempo pieno, volontari a tempo pieno, ma in tutta la Sicilia migliaia di giovani chiedevano di arruolarsi nell'Elis. Levis ha un secondo momento di vita, ed è quello quando viene eletto comandante Concetto Gallo. Quello è un momento molto importante, anche perché si attua un principio democratico, che è quello rivoluzionario, quello che è l'elezione del comandante dell'esercito per l'indipendenza della Sicilia. Concetto Gallo portò un modello diverso rispetto a Canepa. Canepa era un ideologo, era un grande pensatore, però aveva insegnato e aveva dimostrato come si muore da siciliani, con coraggio e guardando il sole in fronte, senza nascondersi. Concetto Gallo terrà conto della malvagità degli avversari e leverà una guerra popolare, che avrà momenti difficili da capire oggi a distanza di tanti anni, ma la storia va letta nel momento in cui si svolge. E quindi c'è il dramma e l'equivoco del contatto con il banditismo, della complicità con il banditismo. Ebbene, però tutto questo non può nascondere il fatto vero, cioè che tanti giovani siciliani con la faccia pulita e anche con le carte in regola si batterono per l'indipendenza della Sicilia. E fu un grande successo che fu riconosciuto a livello internazionale, e proprio per questo scattarono i veti contro l'indipendenza della Sicilia, veti che andavano dall'America alla lontana Russia. Tutti erano d'accordo su un punto, che l'indipendenza della Sicilia sarebbe stato un fatto troppo importante per l'equilibrio del Mediterraneo, per l'equilibrio del mondo, e quindi nessuno doveva aiutare la Sicilia a diventare indipendente, anzi con ogni mezzo bisognava impedirlo. E quando viene insediato in Sicilia il governo Badoglio, tutti pensavano che il movimento per l'indipendenza della Sicilia, il separatismo siciliano, sarebbe dissolto da un momento all'altro come nebbia al sole. Fu un fatto contrario. Si scatenò una grande guerriglia, e anche dopo la morte di Canepa, anche dopo che a seguito della battaglia di Monte San Mauro Concetto Gallo fu catturato, avvenne un fenomeno che Francesco Renda, che non è certo un nostro ammiratore, Francesco Renda scrive: era un fatto che nessuno si sarebbe aspettato, nemmeno la polizia, nemmeno i carabinieri, nemmeno i vari comandi che c'erano nelle varie armi, nemmeno i servizi segreti, cioè migliaia e migliaia di giovani, figli di magistrati, figli di lavoratori essi stessi, studenti, impiegati, eccetera, partirono e combatterono per l'indipendenza della Sicilia. Non si sa nemmeno chi li coordinasse, però ognuno di loro aveva interiorizzato talmente la disciplina e talmente i regolamenti che sembrarono un solo uomo che si muoveva in tutta la Sicilia, da un capo all'altro della Sicilia. Come fermarono questo fenomeno? Io insisto su questo fatto, perché questa è una pagina dell'indipendentismo che anche gli indipendentisti hanno trascurato, perché chi fa testo è sempre la cultura ufficiale, ma la cultura ufficiale ci vuole cancellare, quindi qualunque cosa dica, anche apparentemente favorevole, alle ragioni della Sicilia, sono sempre cose che sono false e che tendono ad allontanarci dalla verità storica, perché questo, non dico terzo Elis, ma questo terzo momento, ecco, dell'Elis, che coincide con la fascia
dalla prima parte del 1946 è una pagina sconosciuta, ma che risulta dai rapporti della polizia, dai rapporti dei carabinieri, risulta anche dalle trattative che ci furono dal governo italiano e fino che la Rita Barbara, Restuccia e gli altri dirigenti indipendentisti che erano a Roma. E c'ha due aspetti, uno positivo, l'altro negativo, ma non certo per colpa dei ragazzi, perché il governo italiano fece intervenire, per reprimere questa nuova ondata di indipendentismo, fece intervenire torturatori fascisti, fece intervenire ufficiali dell'esercito italiano che avevano esperienza di rastrellamenti e di altre azioni che non voglio qua ripetere in Jugoslavia. Furono chiamati qua gli specialisti anche della tortura, cioè fu sottoposto a tortura ogni giovane siciliano che di volta in volta veniva pescato. E allora quel giovane siciliano, dietro alla tortura, veniva col parlare e segnalare gli atti. E allora si verificò un fenomeno, diciamo che è anche una bella testimonianza, cioè che migliaia e migliaia di giovani venivano arrestati e portati nelle carceri. A un certo punto non c'era posto neppure nelle carceri. Palermo, Catania e Messina erano strapiene, si mettevano i giovani anche nei corridoi. Ora tutta questa bella presenza di giovani viene cancellata dai pennaioli venduti, viene cancellata per far apparire che c'erano 4 baroni e 4 banditi a battersi per l'indipendenza della Sicilia, quando era il vero popolo siciliano e di tutte le componenti sociali, senza dubbio. Non ne ricordiamo alcuna, ma tutto il popolo siciliano che si batteva per l'indipendenza della Sicilia, e quei giovani ne erano la testimonianza. Ebbene, che ci fosse la tortura lo denunciò lo stesso Finocchiaro Aprile e lo stesso Concetto Gallo all'Assemblea Costituente. Nessuno negò, nessuno lo contraddisse, nessuno lo denunciò per aver detto il caso. Però, per essere sinceri con noi stessi, perché dobbiamo dire sempre le cose come stanno, avvenne che mentre c'era la trattativa, le mamme, i parenti di questi ragazzi che possibilmente non erano usciti mai di casa se non per andare a combattere per l'indipendenza della Sicilia, chiesero a Finocchiaro Aprile di porre una condizione che non fosse ingabbiata negli articoli. La condizione era che questi giovani fossero liberati senza che niente venisse annotato né negli schedari della polizia, né nei casellari giudiziari, né nei carichi pendenti, eccetera. Era una eccezione che il governo italiano non sapeva, se avesse voluto agire legittimamente non poteva accettare, però pur di spegnere l'incendio indipendentista accettarono, e questo è tutto documentato. Anche Togliatti, che era ministro di Grazia e Giustizia, si adoperò per trovare dei bizantinismi, lo dico qua in senso negativo, ma è improprio il termine, cercare di arzigogolare, per come poi se ne uscirono dicendo che quei giovani per i quali, diciamo, l'appartenenza all'Elis era avvenuta per intemperanza giovanile, ecco, per entusiasmo giovanile, ma che non avevano commesso reati specifici, venivano liberati subito, prima ancora di dare corso a quelle che erano le trattative del pacto. E così fu fatto, perché poi i vari generali, capi della polizia, eccetera, poi volevano i prefetti, i questori, volevano documenti scritti, non volevano fare. Allora fu concordato un criptomessaggio